io faccio una mini introduzione. Buonasera a tutti, sono davvero contento di essere capitato nel mio periodo veneziano per essere qui alla presentazione di questo volume per una serie di ragioni, una delle quali è che il moderatore del volume è autore anche di una pregevole introduzione che ho potuto leggere di questo volume, quello che si presenta questa sera, è il professor Matteo Casini, docente di storia dell'Europa e Mediterraneo alla University of Massachusetts di Boston, che però è anche un nostro affezionatissimo lettore, quindi che io ho avuto modo di frequentare in questi anni marciani. Quindi sono molto lieto di essere qui a rendere omaggio a questa iniziativa in cui si presenta un libro importante che nasce sotto l'egida della Deputazione di Storia Patria per le Venezie, di cui abbiamo qui il presidente, nonché professore emerito delle Università di Trento e Verona, il professor Gianmaria Varanini, che con il professor Alfredo Vigiano, che invece è docente dell'Università di Padova di storia delle istituzioni politiche, appunto illustreranno questi rituali civici e continuità istituzionale nelle città italiane in età moderna. Un tema molto importante che io giudicherei attuale, nel senso che questo testo, io ho avuto modo di occuparmi in un'altra città sulla costituzione dell'identità della città, no? Che avveniva fondamentalmente intorno ad alcuni temi, almeno quelli erano quelli che io avevo esplorato, ovvero sia in genere il mito fondativo delle origini, e poi legato a questo c'era in un certo momento un po' in tutte le città, a Venezia comincia Pietro Bembo con le storie veneziane, però nasce la storia ufficiale della città che viene commissionata in questo caso il bibliotecario della Marciana aveva anche come incarico la redazione della storia della città, quindi dopo Pietro Bembo hanno proseguito altri illustrissimi e meno illustri, però diciamo altri continuatori che avevano questo doppio incarico. A noi per fortuna non tocca, però ecco, questo era uno dei momenti fondativi dell'immagine e dell'identità di una città che poi si realizzava attraverso la simbologia, la definizione di spazi comuni e tante altre cose, tra cui appunto altre cose che non mi erano note e che sono indagate con alcuni esempi estremamente significativi in questo libro, appunto arrivavano alla definizione attraverso tutta una serie di riti civili di questa immagine condivisa che in Italia era basata largamente sulla entità del comune. Dicevo che secondo me è un tema attuale perché mi piacerebbe leggere un qualcosa che sullo stesso probabilmente esiste, qui denoto solo la mia ignoranza, però sulla storia recente, no? Mi piacerebbe vedere dal dopoguerra a oggi come si sono rimodulati questo mito identitario e come si è trasformato nel corso degli ultimi decenni. Per intanto però siamo comunque in età moderna e quindi io lascio la parola al professor Casini per proseguire nella conduzione. Prego. Benissimo. Benissimo, sì, molte grazie al dottor Campagnolo. Io non so se i colleghi confermeranno, ricordo che già da qualche tempo è iniziata solo per l'Ottocento, no? Una ricerca, ricordo ricerche sui comuni italiani anche nell'epoca per esempio del dopo l'unificazione che hanno visto anche per il caso di Venezia importanti realizzazioni di comuni che non erano più indipendenti o che non avevano più una storia autonoma come prima, come la stessa Venezia, ma
ma che si rilanciano, se pensiamo qua a Venezia, ne parlavamo ieri in un altro convegno alla Biennale, alla creazione della regata storica, c'è tutto il nuovo movimento delle feste comunali che ripartono, eccetera. Quindi senz'altro gli ultimi 150 anni sono stati molto importanti per la storia comunale italiana. E c'era, come si chiamava quel nostro collega di Milano che se n'era occupato in particolar modo, vi ricordate, c'era uno studioso... Io ricordo Ilaria Porciani, Ilaria la Porciani. Festa della Nazione, che appunto era proprio una specialista di queste cerimonie ottocentesche. Comunque sì, c'è stato un movimento storiografico che si è dedicato a questo tipo di temi abbastanza ricco, che però va ancora esplorato, ecco, insomma, per esempio di fatto la regata storica a Venezia, che è nata nel 1899, non ha ancora avuto degli studiosi all'altezza, insomma, quindi c'è tutto un lavoro da fare. Comunque ringrazio tantissimo il dottor Campagnolo, la Biblioteca Marciana, per questa possibilità di presentare questo volume, a nostro parere estremamente importante. Naturalmente ringrazio tantissimo la dottoressa Margherita Venturelli, che con la sua consueta energia organizza queste cose. Volevo anche menzionare due giovani prodi qua, uno peraltro parte del volume, che è Andrea Tofolone e Simone Tonin, che si erano proposti come volontari per preparare la sala, quindi eravamo organizzatissimi, ma poi la Marciana ci ha superato e ha preparato la sala, quindi doppio ringraziamento alla Marciana e ai ragazzi che sono qua presenti. Ecco, abbiamo tenuto un convegno, mi sembra estremamente ricco e stimolante, quando è stato settembre 2021, appunto, che poi dopo Gianmaria spiegherà ancora meglio, che a me è sembrato molto importante e soprattutto presentare in questa sede, perché spesso qua a Venezia si tendono a fare cose un po' troppo autoreferenziali, Venezia, la storia di Venezia, già più raramente la storia di Veneto. Invece uno dei grandi valori di questo volume è di mettere a confronto la storia di Venezia, perché Venezia in qualche modo sempre traspare, ma soprattutto del Veneto, con altre 3 importanti realtà regionali italiane. Ecco, quindi questo mi sembra un'occasione per andare oltre Venezia, per andare oltre il Veneto e appunto andare in una ottica di tipo italiana, che è sempre molto utile. È stata un'occasione di riunioni di varie deputazioni, insomma, quindi una joint venture, come si direbbe. Bene, allora Gianmaria Varanini forse non necessiterebbe di nessuna introduzione, perché lo conosciamo tutti benissimo. Comunque è tuttora un grande studioso della terraferma veneta, dei rapporti fra terraferma veneta e Venezia, di Verona forse in particolare, ma non solo, che per molto tempo ha insegnato a Verona, e io lo ricordo in particolare anche le nostre scorribande dove era lì in Toscana, all'Istituto per la storia dell'iconografia, per gli studi sull'iconografia, dove era quel piccolo paese in provincia di Firenze, adesso mi ricordo. Comunque ci conosciamo da tanto tempo, molte collaborazioni, moltissime pubblicazioni, moltissime promozioni, come in questo caso, di convegni e pubblicazioni collettive, che insomma siamo tutti bravi a fare i nostri articoli, a pubblicare le nostre cose, ma dobbiamo anche essere bravi a promuovere, diciamo, eventi collettivi. Ecco, comincerà lui e poi seguirà l'amico professore Alfredo Vigiano, che ringrazio naturalmente tantissimo anche lui di aver accettato di essere con noi oggi a questa presentazione. Grazie, Gianmaria. Grazie mille allora alla Marciana, al dottor Campagnolo, e alla dottoressa e a Matteo Casini. Ecco, sono molto lieto di questa occasione, anche in quanto appunto presidente della deputazione da 4-5 anni ormai, e la deputazione ha avuto intensissimi rapporti con la Marciana. È nata per certi aspetti
fra i Frari e la Marciana, con personaggi straordinari come Valentinelli, Fulin, ecco, i grandi nomi della erudizione veneziana e della cultura veneziana dell'Ottocento, diciamo. Ecco, e quindi appunto, come dire, ha peregrinato, ha avuto sede qui la Deputazione in più occasioni, ecco, e adesso appunto cerca in qualche modo di mantenere la sua missione, che è quella di lavorare per l'edizione delle fonti e per la ricerca storica su Venezia e sul Veneto. Ecco, e come dirò fra un attimo, anche proprio la ratio stessa di questo convegno si lega in un certo senso a quelle che sono le caratteristiche della Deputazione. Come è già stato accennato, questo libro è l'esito di un progetto che la Giunta Centrale per gli Studi Storici ha finanziato. Ecco, la Giunta Centrale cerca di coordinare il lavoro delle diverse deputazioni o società di storia patria che esistono sostanzialmente in tutte le regioni italiane, anche se la loro, diciamo, distribuzione geografica non è modellata tanto sull'ordinamento regionale attuale quanto sugli antichi stati italiani. Esiste una deputazione per le province di Romagna, una deputazione per gli stati estensi, eccetera, no? Ecco, tutte istituzioni culturali nate appunto nell'Ottocento, nel momento in cui le piccole patrie si riunivano alla grande patria e si sentiva appunto il bisogno di come dire, lavorare proprio per creare in qualche modo appunto una unità nazionale, no? Ecco, mi riallaccio anche a quello che diceva un attimo fa il dottor Campagnolo. È verissimo, come dire, le regioni amministrative italiane non hanno una tradizione, una identità culturale. Un magnifico articolo di una nostra collega di Padova che si chiama Carlotta Sorba aveva studiato alcuni anni fa gli stemmi delle regioni italiane. Allora, quello della regione Veneto, col Leone di San Marco, è anche uno dei più fondati e sensati storicamente. Ecco. Altrove, ma la rosa comuna, delle strane frecce che sono lo stemma, non ricordo bene se del Friuli o cioè, voglio dire, non c'è una tradizione, è una tradizione appunto che in qualche modo è stata viene costruita. Ecco, lo stesso è successo nell'Ottocento appunto, e questo discorso di studiare il comune, appunto gli aspetti della tradizione comunale nella storia d'Italia, ecco, è uno dei temi classici della storia delle deputazioni ed è stato appunto il centro di questo progetto, che ha avuto diverse tappe. L'anno scorso abbiamo fatto appunto a Firenze un convegno fra Toscana, Umbria, Liguria e Veneto, che erano appunto le regioni interessate, le deputazioni interessate a questo progetto, dedicato proprio al comune, alla civiltà comunale, ecco, nella storia della cultura italiana, no? Ecco, il comune dopo il comune, ecco. E quindi questo lavoro che abbiamo fatto rientra in quest'ambito, ecco. E potremmo dire una cosa, smentendo in un certo senso quello che ho appena detto: più che il comune, in questo caso, il protagonista è la città, ecco. Non è ovviamente il momento comunale, il XII e il XIII secolo è presente in diverse di queste tradizioni, a Perugia come a Firenze, a Genova, come anche nelle città venete, ecco. Ma direi che quello che è al centro dell'interesse dei ceti dirigenti italiani in età moderna, che è appunto l'oggetto specifico di queste ricerche, è più, diciamo così, la tradizione urbana, la tradizione cittadina nel suo complesso, appunto i miti di fondazione, la dimensione culturale
e religiosa, appunto le feste, le ritualità urbane che segnano, che scandiscono appunto la storia cittadina. La costruzione di queste identità e, attenzione, il mantenimento delle identità municipali in quelle formazioni politiche che sono gli stati regionali cosiddetti, appunto, che come sappiamo si sviluppano dal 400 in poi, no? Ecco, sono cose note a voi e agli studiosi, ma come dire, una storia della Repubblica Veneta non esiste in età moderna. Quando Giambattista Verci volle dedicarsi a ricostruire le vicende di quello che oggi chiamiamo Veneto in età medievale, scelse come nome la Marca trevigiana e veronese, quindi una realtà del XII secolo. Quindi durante l'età moderna sono ancora queste tradizioni cittadine che vengono sviluppate, che vengono modulate in modo diverso naturalmente, città che avevano una tradizione di capitale regionale come Genova, fra queste che abbiamo studiato, la stessa Perugia che era uno dei grandi comuni cittadini dello Stato della Chiesa, ecco, ma mentre non esiste appunto una identità degli stati pontifici, degli stati della Chiesa, esiste una identità perugina, una identità anconetana, una identità di Viterbo. Ecco, le memorie che vengono coltivate sono appunto memorie municipali, no? Ecco, quindi in un certo senso i risultati di questa ricerca che abbiamo portato avanti, come dire, orientano in un certo modo questo discorso e mettono il comune come un elemento di questa costruzione culturale, di questa ricerca, mantenimento, rielaborazione di identità, ecco, ma non un elemento esclusivo né diciamo del tutto centrale. Ecco. Quindi il libro come è costruito su 4 grandi sezioni. Abbiamo dato particolare rilievo agli studi sulle città venete, ho fatto lavorare quasi solo studiosi giovani, tutti meno uno hanno prodotto appunto dei saggi veramente validi, ecco, e questo costituisce la parte centrale del nostro volume, poi ce ne parlerà Alfredo. Poi tanto per l'Umbria quanto per la Liguria quanto per la Toscana abbiamo sia dei saggi che ci parlano di questa continuità istituzionale, del fatto quindi che le istituzioni, la politica, i consigli e gli organi collegiali delle città soggette continuano ad esistere in età moderna. Abbiamo da un lato questo tipo di saggi e dall'altro saggi appunto dedicati alle feste perugine, alla caccia al toro e alla festa del Santo Anello, alle feste fiorentine. Francesco Salvestrini a Firenze c'è l'imbarazzo della scelta, da questo punto di vista ha scelto quel nodo straordinario che si lega attorno alla festa di San Giovanni Battista, il patrono della città. Ecco, lo stesso a Genova, gli affreschi celebrativi appunto del Palazzo dei Rolli, eccetera. Quindi sia un discorso che riguarda la storia delle istituzioni in età moderna, sia poi appunto il risvolto di immagine celebrativo, no? Ecco, su ambedue i settori ci sono delle novità. Per esempio Lorenzo Tanzini, a proposito delle città toscane, dice delle cose molto interessanti. Noi siamo abituati a pensare che mentre Venezia, come dire, lascia in qualche modo, almeno alle città più grandi come Brescia, Verona, Vicenza, un po' più lontane dalla laguna, in qualche modo margini di autonomia, Firenze schiaccia le sue città. In parte è vero, in parte è proprio così, anche per banali questioni demografiche. Nel 400 il rapporto di popolazione fra Firenze e Pisa era 9-1.
il rapporto di popolazione fra Venezia e Brescia è 2-1, fra Venezia e Verona poco o meno, insomma, ecco. E quindi ci sono dei motivi molto fondati, ecco, per cui appunto il rapporto fra Firenze e Pisa è un rapporto di subordinazione forte. Eppure ci dice Tanzini, anche Pisa, anche Arezzo, anche Pistoia, queste città conquistate da Firenze già nel 300, hanno una loro identità, una loro tradizione. Ecco. Ma naturalmente appunto il tema più significativo e più nuovo è questo della cerimonialità, della ritualità. Ecco, un saggio che mancava tutto sommato, no? Perché non a caso, per merito di storici anglosassoni, che sono poi gli storici ai quali Matteo si è ispirato in un famoso libro suo di una 35 anni fa ormai, cioè Richard Trexler e Edward Muir, cioè due grandi storici che hanno messo questi temi dell'antropologia storica, della cerimonialità, ecco, hanno spostato l'asse degli interessi di chi studiava il Rinascimento, le città, le grandi città come Firenze e Venezia nel Rinascimento, no? Dal discorso della storia politica istituzionale, ecco, a un discorso che era appunto anche quello della organizzazione sociale. È un discorso naturalmente molto complesso che qui mi limito ad accennare, no? Ecco, ma questi tagli antropologici, come il libro di Trexler, che credo fosse il primo cronologicamente, Public Life in Renaissance Florence, e poi il libro, o i due libri anzi, di Muir qualche anno dopo, hanno contribuito fortemente a, diciamo così, mettere certi temi al centro della riflessione. Ecco, non che la storia politica tradizionale abbia perso importanza, diciamo. Però proprio Arcangeli fa un'osservazione interessante. Un grande studioso, che è stato uno dei miei maestri in questo campo, cioè Giorgio Chittolini, ecco, studia le processioni, studia gli ingressi dei vescovi. Ecco, se dovessi dire un limite di questo libro è che la cerimonialità, diciamo, religiosa, la dimensione, la tratta naturalmente Salvestrini, ma in altri saggi non è forse adeguatamente trattata. Ecco, dicevo, Chittolini, che ha studiato a fondo queste tematiche, soprattutto per la Lombardia, lo Stato visconteo sforzesco, solo in un secondo momento ha inserito queste altre tematiche di carattere e in qualche modo identitario nella tastiera delle sue riflessioni. Il suo secondo libro, o meglio uno dei suoi ultimi libri, si chiama L'Italia delle civitates, no? Quindi l'Italia delle singole città, non lo Stato con la S maiuscola visconteo sforzesco al centro dell'interesse, diciamo, no? Quindi c'è stata questa diciamo così, ricalibratura, o meglio riequilibrio di questi che sono gli interessi. Le processioni delle arti, delle corporazioni sono un tema classico che era studiato anche in precedenza, no? Ma era studiato piuttosto in una dimensione dello Stato. In alcune città italiane i comuni dei soggetti, i villaggi soggetti, i comuni del territorio portano nella processione un cero di dimensioni proporzionali alla loro capacità fiscale, cioè Castelfranco o Asolo la portano più grosso di un qualche piccolissimo paese del Trevigiano. Quindi c'è una complessità di tematiche anche da questo punto. Ecco, e c'è quindi questo discorso
teatralità e anche della, come si dice, performatività di queste manifestazioni, no? Che hanno da un lato questa funzione di rispecchiare, di sancire, di trasmettere, ecco, per il futuro. Nel tempo che ho a disposizione, ecco, molto ricchi, ci sono da un caso all'altro, no? Ecco, prendiamo il caso toscano, no? Ecco, dicevo, c'è il contributo di Tanzini che si occupa della storia istituzionale, ma poi c'è da un lato appunto questa grande ricerca sulla festa di San Giovanni e dall'altro Duccio Balestracci, in modo si addolcisce. Appunto di questo tipo di con i giochi equestri che nella piena età moderna come diciamo marcatore dell'identità di ceto dei cavalieri, degli aristocratici, dei nobili prende il posto di queste diciamo così manifestazioni più popolari, più ruspanti, più violente, no? Che sono, come dicevo appunto, originariamente le battagliole erano esercitazioni militari, no? Erano i popolani, gli abitanti delle contrade o delle guaite. A Venezia c'è la guerra dei pugni, c'è una faccenda a Murano, cioè ci sono più manifestazioni. Qualcosa, Alfredo, e anche lì la dinamica in qualche modo non è troppo diversa, diciamo, no? Ecco, e quindi ecco, io direi in lavori di questo tipo, diciamo, aiuta poi a capire e anche a ricostruire quelli che sono i casi specifici. Ecco, ricordo, e con cui davvero finisco, la pluralità di segni che aveva ad esempio a Firenze la festa di San Giovanni Battista. Era la festa del solstizio, era il momento nel quale appunto, come dire, c'era diciamo, una ricaduta culturale profonda su quello che è il rapporto appunto anche fra l'uomo e la natura. Ecco, c'è tutta una serie di fenomeni appunto e di eventi specifici che si scaricano, diciamo così, in queste giornate, no? Ecco, lo scoppio del carro, no? Che avviene a Firenze fra il Battistero e il Duomo la mattina del 24. Ecco. Quale origine ha?
Beh, quello anche, ma lo scoppio del carro regala 3 schegge del sepolcro di Cristo, le quali agiscono da pietra focaia, vengono usate nella cerimonialità del XII-XIII, secondo queste tradizioni. Ecco. E da allora appunto la tradizione delle fascine che gli abitanti avevano, quindi tutta una serie di tradizioni che confluiscono, diciamo così, in queste vicende attraverso le strade più significative. L'operazione è secondo me stata interessante. Senza dubbio, sì, senza dubbio, certo, Gianmaria, e grazie per queste note molto interne, molto importanti. Uno, due. E niente, volevo solo ricordare, ecco qua, volevo solo ricordare un nome che ha fatto, tu hai citato insomma un po' i padri fondatori della disciplina sul rituale civico in particolare, Richard Trexler e Ed Muir. Ma per quanto riguarda me, che ho iniziato a studiare leggermente più tardi, bisogna comunque ricordare un nome di un grande storico italiano che non è più neanche lui fra noi e che ha fatto un po' la transizione fra questa generazione e noi, che è quello di Sergio Bertelli, che ha creato poi anche una scuola a Firenze, eccetera. Ho avuto la fortuna di fare 2 anni con lui a Firenze, sì, e quindi è stato senz'altro quello che un po' insomma ci ha, diciamo, come dire, ha dato anche un tono, un tocco, se vogliamo, un pochino più italiano e meno anglosassone, no? Già, ecco. E poi un altro, però volevo citare anche voi, perché quegli anni là, in contemporanea, c'era anche un grande sviluppo, anche grazie a Gaetano Cozzi, proprio degli studi sulla terraferma veneta. Sono stati un po' gli stessi anni che c'è stato, no, anche Alfredo, un grandissimo boom e meritorio. C'era il vecchio libro di Angelo Ventura che leggevamo tanto, ma poi si è cominciato finalmente ad esaminare seriamente, no, anche lì con la partecipazione di colleghi americani come Jim Grubb, però anzi è stata una bella collaborazione anche lì fra storici italiani e storici americani. Ecco, e invece questo volume, io voglio dire che queste 2 tradizioni, no, io lamentavo un po', mi hanno invitato, Claudio Povolo mi ha invitato a un bel convegno sulle città a fine degli anni 90, e io allora dicevo, ragazzi, mettiamole assieme queste 2 tradizioni e cominciamo a studiare la ritualità nella terraferma, no? Che invece erano 2 settori che però facevano ancora un po' fatica, e uno dei grandi risultati di questo libro è proprio, poi dopo si è iniziato, no, da una decina d'anni ormai a studiare queste cose con un certo attivismo, ma come diceva Gianmaria, gli ho detto fin dall'inizio, è stato un ottimo risultato del convegno, sono venuti fuori, no? Qua ne abbiamo 2 baldi giovani che si sono occupati appunto di fondere questi 2, cioè la ritualità, la civica, la festa studiata sotto molti punti di vista e non soltanto come semplice celebrazione, no, del potere, e dall'altra parte la grande vitalità degli studi sulla terraferma. Sì, ecco, volevo ricordare questo. E poi volevo invitare Gianmaria, anche noi abbiamo la nostra festa di San Giovanni Evangelista alla Chiesa della Bragora, e ecco, quindi il prossimo anno vieni a partecipare anche a questo. Passo subito la parola ad Alfredo Vigiano, che ha studiato tantissimo su questi temi, ma non solo, no? Appunto ha cominciato con gli studi sulla vogaria, ma poi ha esteso molto i suoi interessi sulla terraferma, ma non solo
solo perché Alfredo ha lavorato sia sullo stato da terra, come si dice, ma ha lavorato molto anche sullo stato da mar. Quindi è un classico esempio di studioso veneziano che sa muoversi fra terra e mare, che è, diciamo, una caratteristica. Come veneziano però non la città, diciamo, questo è sì, esatto. E comunque il territorio, ecco, quindi fra Venezia, la terra e il mare, ha fatto parecchi volumi, sempre con un occhio all'aspetto, come ci aveva un po' trasmesso Gaetano Cozzi, anche giuridico molto importante, che è stata un'altra grande novità, peraltro, che è uscita in quegli anni là. Alfredo, grazie. Beh, grazie Matteo, grazie Gianmaria. Mi sentite? Sì, se no parlo anche senza. Insomma. Bene, allora ho circa 20 minuti e in realtà, controllando i miei appunti, ci sarebbe da parlare molto più a lungo. Spero nel tempo, come dire, è necessario di dire più cose possibili, e mi auguro anche di non fare torto agli autori. Nessuno meriterebbe di subire qualche torto a questo proposito. Allora, faccio soltanto una riflessione di ordine generale e poi provo a entrare un po' all'interno dei singoli contributi, cercando anche di cogliere, se ci riusciremo, anche qualche filo comune. Avendo più tempo a disposizione si potrebbe cogliere meglio anche un po' questo intreccio interno di questioni, di temi, e anche delle differenze di impostazione tra i singoli autori. Però insomma, ecco, questo è il progetto, cioè di dire qualcosa in ordine generale e poi di provare a intravedere la fisionomia di ciascuno degli iscritti della parte veneta, perché mi hanno affidato questo compito. Anche, ripeto, e mi associo a quanto detto Gianmaria Varanini, anche i contributi delle altre regioni sono ugualmente importanti, ma di questi appunto non parleremo. Allora, io mi chiedo da tempo, insomma, e chiedo anche a voi, ma che cos'è un rituale? E questo è il primo termine. Poi il secondo termine è, come dire, che corre qui, no? È continuità istituzionali. Come ha detto Matteo Casini, il tentativo riuscito, confermo, di questo volume è mettere insieme queste due dimensioni, no? La dimensione, oggi si dice, perché dobbiamo sempre, la nostra lingua non possiede abbastanza termini e quindi diciamo agency, ma insomma dell'azione degli uomini, ecco, dell'azione degli umani, questa dimensione fattuale e una dimensione, come dire, rappresentativa, una dimensione appunto rituale. Ma ci potremmo anche chiedere, senza voler essere troppo capziosi, appunto, se il problema non stia nella definizione in che cos'è un rituale. Voglio dire che io concordo, ovviamente c'è chi ha espresso questi pensieri con più autorevolezza di me e anche con più chiarezza, credo, io concordo con l'idea che di fatto le azioni degli uomini all'interno di una società, proprio perché sono all'interno di una società, cioè si pongono all'interno di un universo comunicativo, non tra soggetti isolati, schizofrenici, autistici, ma soggetti che possiedono, come dire, lo stesso patrimonio linguistico, la stessa aria hanno respirato da quando sono nati. Dunque tutti gli atti che si svolgono all'interno di una società, compreso io che sto tenendo questo microfono, di fatto perché si ripetono, perché sono compresi dagli altri, perché entrano in un circuito che un cittadino veneziano del 1450 o qualcuno dei personaggi e degli episodi qui evocati in modo interessante non comprenderebbe assolutamente quello che stiamo facendo, e noi lo comprendiamo perché stiamo vivendo un aspetto della ritualità che è poggiato, per così dire, sulla ripetizione e sulla riconoscibilità. Allora, uno degli aspetti a me sembra molto interessanti di questo volume è che di fatto mostra come studi recenti, di giovani e meno giovani, abbiano centrato, forse si poteva dire in modo più esplicito, no? Ecco, abbiano centrato questo aspetto di uno studio della ritualità che è in parte quello di quegli importanti, bravissimi padri fondatori che abbiamo detto, no? Quelli che, ad esempio, Ed Muir ha fatto
uno studio su una famosissima rivolta friulana, dove nel 1511, in cui si realizzano degli atti di estrema violenza, ma che sono rituali appunto per il motivo che vi ho detto. E qui vediamo un'altra dimensione che dirò tra 20 secondi. Quindi sia dei fatti clamorosi o le cerimonie così importanti, San Giovanni, le cerimonie veneziane, quando nel Settecento storici eruditi in un microquartiere, in 2 campi, in una parola. E allora si può anche chi adesso per noi il fatto che io tengo questo microfono che parlo assume una rilevanza perché entra in un circuito comune. E allora qui c'è questo interessante slittamento tra, come dire, il rito come qualcosa, così come si studiavano negli anni *80, le grandi feste cittadine, le grandi cerimonie, la cerimonia di intronizzazione, diciamo così, del doge o ricevimento degli ambasciatori da parte dei sovrani e tante altre cose, ha una ritualità per così dire più minuta, anche in senso antropologico. Allora anche la giustizia è un rituale che ha le sue memorie, le sue ripetizioni, le sue fratture, il suo significato perché si svolge lì in quel momento, in quel clima, in quella struttura. Allora questo è, come dire, il primo elemento che rimbalza fuori molto bene da questo volume, e cioè una giusta da un aspetto più macro, più clamoroso, più scenografico, in cui un po', possiamo dire, questi inglesi posavano lo sguardo sugli italiani e sui rituali degli italiani, un po' come i viaggiatori inglesi descrivevano nelle loro cronache, nelle loro lettere, questi pittoreschi italiani che ancora i racconti di Chesterton, che i banditi per la strada, questo mondo un po' primitivo, un po' originale. Invece si sta passando a una dimensione in cui i rituali vengono, e la loro dimensione istituzionale, il loro rapporto con il potere, con l'esercizio del potere, con la dislocazione dei rapporti di forza, diceva Varenini, è una cosa, io ho 100.000 abitanti e devo controllare una città di 9.000, io ce ne ho 120 e devo governare una città di 60.000, cambiano perché non è solo il numero, vuol dire che lì ci sono forze, ci sono nobiltà, c'è un potere economico, ci sono faglie dei mercanti, ci sono resistenze, ci sono anche tensioni interne, filo e contro, il mondo cambia. Allora, detto questo, i saggi qui raccolti sono tutti nuovi. Questo è già un'altra cosa da dire così, nella tirannia del tempo, e già questo è qualcosa, perché io con Gianmaria dialoghiamo da cosa? Non diciamo, forse anche più, io stavo facendo il dottorato, io insomma, avevamo un poco più dei pantaloncini corti, ecco, e allora disse modificavano i rapporti di forza, no? Perché c'è un altro la partita, non in senso weberiano, perché in questo su questo io sono d'accordo, non necessariamente modernità, ma in modo funzionale. E invece Maria, lo dico invece Maria Varnini riteneva che in realtà il Papa un altro soggetto, e cioè almeno potremmo dire molto
molto spesso è citata, le guerre d'Italia, la battaglia di Aereo del 1509, i francesi e gli imperiali in Italia, lo Stato veneto crolla, no? Resta solo Venezia, poco più, ecco, fino a fatto, questa era l'opinione di nostre discussioni da una parte e dall'altra, fino a questi rapporti. Sì, ma mi sentono, va bene. Questi rapporti di forza non mutavano, non erano mutati all'interno delle città. L'onda si era appena incrinata, ma di fatto la struttura del potere era rimasta quella. Poi, per fortuna, il tempo cambia e mi sembra che in realtà entrambi abbiamo un po' cambiato opinione e abbiamo anche aggiustato il nostro, non so se sia l'invecchiamento, ma insomma, vabbè, ma insomma è così. E quindi c'è un dibattito, mi sembra ancora molto interessante. Allora, entriamo in breve in questi pochi minuti, in questi saggi, e mi scuso veramente per la brevità. Allora, il primo è di Marco Bellabarba, che è l'unico studioso, per così dire, attempato, come noi, di questa schiera. È uno studioso trentino che ha studiato a Venezia e che sta studiando la rappresentazione iconografica, cioè i quadri delle città di terraferma dedicati ai rettori, che molto spesso sono dei quadri che rappresentano dei riti di matrimonio della città, di battesimo della città, di fondazione della città, in cui il rettore è presente, sempre. E qui c'è una famosa questione che il già citato Gaetano Cozzi proponeva all'attenzione degli storici. Allora, la Repubblica è la Repubblica, non è un regno. E qui c'è il problema della legittimità di queste forme di rituali, perché in realtà questi rituali sono tutti, quelli studiati qui, destinati, ricercano legittimità in soggetti che non ce l'hanno. Perché la dislocazione dei poteri all'interno della terraferma veneta, di tutti i poteri, proprio per questo mescolamento di forze che si è prodotto tra 4 e 500, non sono mai dati una volta per tutte. E allora i rituali in qualche modo sono delle azioni che spostano di volta a volta i confini di questi rapporti di forza e che si sforzano di fissare l'identità dei protagonisti. Per questo sono così interessanti, perché sono degli atti di istituzione, non sono qualcosa di già dato come oggi. Questo lo diceva anche Furio Iesi in un famoso libro sui miti e i riti. Oggi noi facciamo delle feste turistiche. Invece l'aspetto importante di queste cose era che quelli ci credevano veramente e questo serviva a definire il loro mondo. Questo è un aspetto che non dobbiamo dimenticare. La regata di oggi è bella da un punto di vista sportivo agonistico per chi lo fa e per i turisti che lo vedono, ma non ha alcun significato rituale. È un gesto turistico. Va bene, allora Bellabarba studia questi quadri e fa vedere come si colloca questa figura del rettore, che è a metà tra il rappresentante della sovranità repubblicana, anzi a un terzo potremmo dire, a un terzo il rappresentante della sovranità repubblicana dovrebbe essere impersonale, no? Rappresenta la Repubblica e allora ci sono tutte queste leggi, Bellabarba dice, 1609, 53, 1740, eccetera, eccetera, in cui il rettore deve essere come una specie di marziano, non deve mangiare con nessuno, non deve vedere nessuno e queste leggi si accumulano sempre di più, non deve partecipare a quei banchetti, non deve far battezzare i figli, ma se li fa battezzare solo così e soprattutto non si deve fare ritrarre, invece si fanno ritrarre sempre. Ma la cosa interessante è che queste glorificazioni e questi eulogia dei rettori rappresentati in straordinari, li stanno studiando tutti, ci sono a Salò, a Vicenza, a Verona, anche Claudio Povolo sta facendo queste cose, Giovanni Florio, lo stesso Enrico Valseriati, si stanno facendo ricerche di questo tipo iconografico legate alla struttura di potere e stanno venendo fuori delle cose molto interessanti. I rettori non potrebbero fare queste cose, ma ci sono. Allora, sono loro i committenti dei quadri? No, non sono loro i committenti dei quadri, sono le comunità. E allora c'è un gioco complesso, non lo raccontiamo fino in fondo, andate a leggere il saggio per vedere come va a finire questo giallo, ma insomma è molto interessante. Il secondo saggio, vorrei citare, è di Enrico Valseriati, qui presente. E mentre Bellabarba si sofferma un po' su Brescia, su Verona, soprattutto su Vicenza, un po' su Padova, il saggio invece di Enrico Valseriati è bresciano e analizza una forma, diciamo, di rovesciamento del rituale, ma anche il rovesciamento del rituale è rituale.
e cioè i libelli infamanti. I libelli infamanti. C'è una tradizione di libelli infamanti anonimi nella storia italiana e di libelli infamanti firmati o quasi firmati. E entrambe queste dimensioni un po' convivono a Vicenza, scusate, a Brescia. Qui non ci sono quadri, ecco, questo è interessante, non c'è quel problema delle altre parti della terraferma veneta, mi pare che dica Enrico così. E ci sono anche delle cose ulteriormente importanti qui che riguardano anche altri saggi, e cioè le linee di frattura. Qui a Gnadello la sconfitta delle guerre d'Italia è stata particolarmente gravosa, così come in un caso feltrino che vedremo tra poco, 1510, Feltre conosce un incendio terribile che la distrugge, invece Brescia c'è un sacco più famoso di qualche anno dopo, ma anche Brescia viene saccheggiata. E questo è un trauma, e dal trauma bisogna uscire. Come si esce dai traumi? Oggi ci sono tutte queste cose storiografiche, adesso c'è quelli che studiano i traumi, cioè gli specialisti dei traumi storici. Allora sappiamo che quando si esce da un trauma, cercando di ricostruire la propria memoria, no? Qui c'è un'esperienza anche molto interessante, cioè Brescia conosce dei rettori, li ha conosciuti ovviamente tanti anni prima, ecco, 110 anni prima, ma li conosce anche adesso dei rettori che non sono veneziani, perché c'è un interregno, perché ad esempio abbiamo un governatore francese, abbiamo un governatore catalano, e questi si comportano in modo diverso, e cioè fanno il contrario dei veneziani, ordinano, questo mi sembra un aspetto oltre ai ribelli meritevole di un approfondimento, ordinano loro i rituali, nessun rettore se lo sarebbe potuto permettere. Quindi c'è tutto un gioco di confronto, di contorno che si muove su un rito fondativo, e cioè quello dell'accoglimento e dell'uscita del rettore. Poi c'è un caso udinese, le precedenze interne. Qui la storia friulana è complicatissima, qui è la storia udinese. È complicatissima perché ci sono feudi, c'è una piccolissima città che all'inizio non conta quasi niente, che è Udine, però Udine è importante perché è la sede del rappresentante veneziano, cioè Venezia manda Udine il suo rettore. E allora i deputati di Udine lottano per avere una sorta di precedenza rispetto alle altre componenti della patria, si chiamava proprio così, ancora nell'età veneziana, la patria del Friuli, e cioè i nobili castellani, gli ecclesiastici e le altre città lottano per avere una preeminenza nei rituali urbani, nei rituali urbani. C'è una cosa molto interessante di cui c'è una tensione, insomma, dico solo questo, una tensione interna a proposito di come i rituali si creano, si intrecciano con altri rituali, si disfano, li mettono in discussione. E c'è una questione interna, cioè a un certo punto a metà Cinquecento c'è una tensione tra i deputati della città di Udine, questi che pretendono di essere i più importanti, devono stare vicino al rettore veneziano in tutte le cerimonie, e un'istituzione ecclesiastica che c'era ancora, il patriarca di Aquileia, che aveva una giurisdizione su una chiesa udinese. Insomma, c'è una questione su un aspetto che un po' fa impressione, e cioè il battesimo di 7 ebrei neoconvertiti. E noi sappiamo, qui non è detto, ma insomma bisogna dirlo, che molto spesso queste erano delle conversioni forzate, erano delle conversioni che riguardavano soprattutto degli infanti, qui non ho capito chi è, ma insomma erano degli atti importanti. Siamo nell'Italia della Controriforma. E allora qui un rituale nuovo, cioè un rituale di ricattolicizzazione o cattolicizzazione degli infedeli, si innesca a un micro rituale cittadino della precedenza. Matteo Melchiorre invece si occupa di Feltre, piccole città, e qui c'è una cosa molto interessante che Melchiorre in un saggio letterariamente felicissimo ricostruisce molto bene. Nel 1564 c'è un'alluvione a Feltre. Feltre viene sommersa dalle acque. Nel 1566 come dono in una chiesa Jacopo da Bassano viene incaricato di fare un quadro, una specie di liberazione da
da questa inondazione, dall'uscita, e la cosa qui viene raccontata è come da questa da quando le acque defluiscono, emergono dei resti, dei frammenti, 4 frammenti, 2 del secondo secolo prima di Cristo e 2 del secondo secolo, o primo secondo secolo dopo Cristo, sui quali Feltre, che è una città debolissima, che ha una tradizione forte vescovile, 200-300esca, una tradizione urbana molto debole, costruisce la sua identità all'interno dello Stato attraverso una sorta di monumentalizzazione di questi lacerti, di questi frammenti, e a questo collaborano alcuni intellettuali con le loro cronache. Ecco qui l'importanza della documentazione, degli autori di queste memorie inventate o riscoperte. Nel caso precedente, quello udinese, un grande giurista che era udinese ma stava a Udine, cioè Deciani, dal suo parere. Qui abbiamo degli intellettuali letterati, cioè, come spiegava Malbrook, i riti e i miti come quello dei re taumaturghi in Francia non cadono mica dal cielo, sì, sono diffusi, ma poi si diffondono meglio e si impiantano perché ci sono degli intellettuali che li raccontano. E infine, così, Toffolon, un saggio molto interessante, questo è un saggio bellunese, ancora una volta, quindi non le grandissime città, ma queste città finora meno studiate, ma purtroppo meno studiate. E anche qui abbiamo una bella fonte, ce ne abbiamo diverse in realtà, ma ne cito una, la storia di Belluno, di questo intellettuale, di famiglie di giuristi, di amici di Venezia, in parte no, ma insomma che sono i Pilloni. E questo Pilloni collabora con un altro assessore, vedete un po', no? Questi intellettuali tecnici dello Stato, che si chiamava Giovanni Bonifacio e stava scrivendo una storia di Trevigi, una storia trevigiana. E questo, trevigiana nel senso ampio, quello medievale, dice: senti, mi dai un po' di materiale delle tue parti? E allora Pilloni, scartabellando le carte locali, sto un po' semplificando, ma la ricostruzione è molto interessante, scrive anche lui una storia della sua città. E qui viene fuori un altro aspetto interessante, in realtà questo sì è ecclesiastico, ed è la figura di San Bernardino da Feltre, e cioè l'importanza dei predicatori che aiutano, contribuiscono a fondare l'identità di una città, in quanto, diciamo così, pacificatori di tensioni interne, di tensioni fra fazioni, di tensioni fra famiglie, come dire, vedete, weberianamente, Chiesa, Stato, in contrasto. No, non è vero niente, ci sono diversi livelli del potere, della società che si intersecano. C'è un libro importante, no? Toffolon, un libro di Francesco Bruni, La città divisa, di uno storico della letteratura, che è uno dei libri più efficaci a questo proposito, e cioè noi storici generali abbiamo imparato da uno storico della letteratura che studiare gli ordini i vari ordini predicatori, francescani, domenicani, le loro frazioni interne, serve per comprendere la storia di rituali così importanti, no? All'interno di questo mondo urbano, molto più urbano di quello che pensavamo noi forse, no? che è appunto il mondo delle fazioni, delle paci, eccetera, eccetera. Bene, mi pare di aver detto tutto. Benissimo, grazie Alfredo, sei stato bravissimo, sei riuscito a... Bene, direi che siamo insomma abbastanza in orario e qualche minutino accademico, ma può capitare, poi mi sembra. Ringrazio ancora tantissimo il direttore e tutta la Biblioteca Marciana per questa bella occasione, ne auspichiamo tante altre, continueremo ad organizzarvi, e ringrazio appunto Gianmaria e Alfredo per aver partecipato tutti quanti noi. Allora ci rivediamo nella speranza di presentare ancora dei volumi così molto interessanti. Ne ho un paio in programma di...
ci possiamo rivedere davvero con 2 altre monografie della Deputazione. Se mi è consentito, ricordo che sono online ad accesso aperto sul sito della Deputazione, e per chi la vuole dal punto piano cartaceo, come libro di carta, dall'editore Viella. Ecco, grazie ancora, grazie a tutti, arrivederci.